d'oggi dei sindaci popolari, perché tutti i cittadini fanno i conti con i sindaci del mondo di prima, quando fino a qualche anno fa c'erano ancora le vacche grasse. Adesso è difficilissimo far quadrare i conti, garantire i servizi minimi, in cambio di niente, sottraendo pezzi di vita personale per investirli per la comunità, confidando che questo sia da farsi, cioè c'è un senso del dovere in ogni caso che ci muove. Ecco, è difficile questa condizione, verrebbe da dire mandate tutti a quel paese e invece siamo qui. E questo è il plauso che io faccio a chi, insomma, oggi tocca ad Alice e ai suoi collaboratori, domani potrebbe capitare a chiunque di noi, in ogni caso va avanti. Quindi io ringrazio per questa grande testimonianza che conforta e dà un senso al lavoro che tutti cerchiamo di fare al meglio delle nostre possibilità, e vi chiedo di nuovo, state vicini a chi in questo momento vi rappresenta, sapendo che difendendo il sindaco e l'amministratore si difende la legalità e anche il futuro dei nostri figli. Grazie.